Credo che essere qui quest'oggi a ricordare momenti importanti della storia della nostra realtà di cittadini italiani significhi prima di tutto rendere omaggio attraverso una preghiera a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che noi possiamo oggi vivere nella libertà, nella giustizia e nella capacità di accogliere quelle che sono le cose belle da condividere in una comunità civile. Dopodiché credo che, come già sottolineava Riosto, la guerra non è una soluzione. Tante volte si crede che la guerra sia una soluzione, ma in realtà crea altre conseguenze e richiama altre realtà ancora negative. E allora dovremmo tutti aggiungere a questa preghiera di ricordo, di riconoscimento e di riconoscenza anche una preghiera per la pace. La pace che nasce dal cuore, dice Papa Francesco, una pace artigianale che ci contagia tutti e che comincia proprio dal saluto che possiamo dare a quelli che sono e che incontriamo nelle nostre strade, all'aiuto vicendevole, al soccorso, al sorriso, alle piccole cose che creano comunione, creano comunità. Il ricordo dunque è l'impegno per tutti a vivere la pace, ma anche ad avere uno sguardo ampio. Vedete, oggi abbiamo questa bella giornata, ringraziamo il Signore e ogni tanto dovremmo alzare gli occhi al cielo e dire che il cielo è per tutti e che anche la terra è nella condivisione fatta per tutti. E allora dovremmo avere anche questo spirito di accoglienza e di disponibilità a sentirci così come siamo, fratelli gli uni degli altri, fratelli perché figli dello stesso Padre, certo con delle differenze, con delle caratterizzazioni diverse, ma mai che queste caratterizzazioni, queste caratteristiche diverse vengano ad opporsi e a contrapporsi, ma sono ricchezze da prendere naturalmente nel rispetto delle leggi, nel rispetto delle convivenze civili, ma sono delle ricchezze che vanno condivise. Allora alziamo un attimo gli occhi al cielo e diciamo a Dio che ha fatto le cose così belle, che ci aiuti a non distruggerle noi con la nostra ingiustizia, con la nostra cattiveria, con le nostre contrapposizioni.
un anno in cui iniziano le celebrazioni del ricordo della Prima Guerra Mondiale, si riscoprono anche determinati luoghi che magari per qualcuno erano delle frequentazioni anche da bambino, da ragazzo, perché funziona sempre così, ma che nel tempo hanno rappresentato un valore storico importante anche per le nostre zone. Questo restauro, a cui dobbiamo al signor Rota il compito, ma se vogliamo anche un ringraziamento da parte della nostra amministrazione e di tutta la cittadinanza di averci messo anima e corpo nel sistemare, nel crederci anche di voler dare di nuovo vita a questa postazione, anche ha permesso di poter cementare gli ottimi rapporti con la comunità di Dignano, visto che questa era una postazione a difesa del ponte delle due località Gradisca e Bonzicco, e quindi di fatto già una postazione di riferimento non solo geografico ma anche strategico militare, e soprattutto, come dicevo prima, permette anche di mettere in relazione e di evidenziare ancora di più le ottime relazioni di collaborazione fattiva con il Comune di Dignano sotto tanti aspetti, come la difesa del tagliamento, come delle destini comuni che riguardano anche la comune viabilità e come tante altre situazioni che si sono presentate e che ci hanno visti insieme a portare avanti molte istanze. Ringrazio ovviamente tutti coloro che oggi con la loro presenza e l'organizzazione, come già l'assessore Dreosto ha voluto testimoniare nel suo intervento, per la presenza e soprattutto anche per il valore simbolico dei canti che mi pare siano significativi e legati alla tradizione e al momento in cui noi stiamo vivendo. Grazie quindi anche al coro Spenzenberg, all'associazione Gradisca, ai volontari, a tutti coloro che hanno permesso di poter essere qui oggi, e soprattutto ringraziamo quello lassù che ci ha dato anche una bella giornata, perché come diceva giustamente Don Natale, ci vuole sempre qualcuno che si ricordi che le cose non sono sempre scontate. Grazie a tutti quanti. In modo particolare ringrazio l'amico Renzo Francesconi, il sindaco di Spilimbergo, con il quale ci conosciamo da diverso tempo, tanti anni, esatto, da quando eravamo a scuola perlomeno. E quindi questo mi ha portato, ovviamente, uno dei motivi per i quali mi ha portato con piacere a rappresentare l'amministrazione comunale di Dignano oggi. Dico uno dei motivi, cioè il fatto della conoscenza anche di alcuni di voi, ma i tre motivi che rimangono, che sono quelli che mi hanno spinto ad accettare quando il mio sindaco mi ha detto se potevo rappresentarlo in questa occasione, sono: il primo, come diceva Renzo prima, il forte collegamento che c'è, storico, culturale, amministrativo, tra questi due comuni, in modo particolare tra le due comunità Gradisca e Spilimbergo e Gradisca e Bonzicco nella storia, collegati da questo ponte che ha visto passare diverse truppe italiane, truppe di avversari, e ha visto sicuramente spargere anche molto sangue. E quindi questo è un aspetto storico umano che ci collega, e ci collega fortemente, perché non possiamo dimenticare quello che è accaduto, non possiamo dimenticarlo perché altrimenti rischiamo poi che riaccada di nuovo. E quindi io ritengo questa cerimonia uno dei tasselli importanti che dal punto di vista umano le amministrazioni, le associazioni d'arma, i volontari, gli storici e anche gli appassionati come Franco Rota hanno il compito di ricordarcelo, hanno il compito di ricordarci quanto era accaduto. Morelli, di famiglia pistoiese, nato e vissuto a Poggibonsi, il D 4 novembre 1917, tentando resistenza al nemico invasore, fu colpito mortalmente alla tempia. Qui presso ebbe le cure estreme e giacque abbandonato.
salut al cui rive, col parfum dal solietud, e l'amore benedive, qualche reve il soffru. Lontan, li champagni sotto la sede, lo saluti in front, maman, ding dong dang, ding dong dang. La cittadinanza porge il presente diploma d'onore al signor Franco Rota, autore dell'intervento di recupero della postazione militare di difesa al ponte tra Gradisca e Bonzicco, oggi intitolata Alfredo Calzolari Morelli, caduto nei pressi il 4 novembre 1917. L'encomiabile iniziativa consentirà a quanti qui sosterranno di rinnovare i sentimenti della pietà verso i caduti e per la patria e l'impegno a combattere con tutte le forze ogni proposito di violenza e di sopraffazione. Gradisca di Spilimbergo, 18 ottobre 2014. È stata una scelta intelligentissima far coincidere la manifestazione di dedicazione della postazione di difesa, quindi di una struttura che è pregna di significato e di valore, farla inserire in un contesto di sport, di movimento, di ragazzi che si muovono, di ragazzi che comunque rappresenteranno il futuro del comune e del comune di Spilimbergo. L'obbligo morale di un'associazione anche sportiva, culturale, ricreativa quale quella di Gradisca è proprio quella di ricordare, ribadire, sottolineare i valori che ci sorreggono, che hanno sorretto le generazioni future, e tra questi vanno ricordati, ecco, i giovani che 100 anni fa hanno dato la loro vita per la patria, una parola grossa, ma l'hanno data con grande entusiasmo. È nato a Poggibonsi, come è stato ricordato, il 29 giugno del 1892 ed è morto a Gradisca il 4 novembre del 1917. Dovete calcolare che il ponte è stato passato ufficialmente, il ponte di Bonzicco-Gradisca è stato passato nella mattinata del 5 novembre, quindi è stato l'ultimo morto, uno tra gli ultimi morti a difesa del ponte. Lui era un signore di non nobile ma di benestante famiglia, era figlio di Marianna che è andata sposa a Cesare Calzolari Morelli. Marianna sarebbe la figlia del farmacista famoso Del Zanna, e da una breve storia della famiglia che ho rintracciato, loro dicono essere originari da Cortina d'Ampezzo, in quanto i De Zanna sono un nucleo familiare molto numeroso a Cortina d'Ampezzo. Poi per vicende le più strane, come succede nella vita, sono andati a finire in centro Italia. Quindi figlio di Marianna assieme alla sorella Rosa,
che l'estensore di questa breve storia dice la famosa zia Rosina, bravissima maestra elementare a Siena, per oltre 8 lustri, quindi non è una novità degli attuali governanti. 8 lustri equivalgono a 40 anni di onorato servizio, no? Ma 8 lustri uno dietro l'altro. E quindi riporta la notizia di Alfredo, dello zio Alfredo, morto a 25 anni per la patria il 4 novembre 1917 a Gradisca sul Tagliamento, come le recita la lapide posta in sua memoria nella cappella cimiteriale di famiglia Poggibonsi. Durante la ritirata di Caporetto, quando l'esercito italiano combatté strenuamente per salvare i ponti sul grande fiume contro il nemico straripante. Le spoglie di Alfredo, seppellite in una fossa comune nel piccolo cimitero di Gradisca, non furono mai individuate dalla famiglia. Ecco, il sindaco di Spilimbergo assieme a Franco Rota e all'assessore Puridano tagliano il nastro di inaugurazione della mostra Cimeli tra Gradisca e Spilimbergo della Prima Guerra Mondiale. Un applauso.